benvenute. Eccoci qua, la registrazione. Dicevo benvenute, benvenuti. Allora siamo qui con la seconda parte del webinar. Dunque, se ci sono persone nuove che si aggiungono questa sera, come dicevamo, sarà possibile avere la registrazione della prima parte facendo richiesta al termine degli incontri, insomma, quindi dateci solo il tempo di elaborare la registrazione, dopodiché sia mandando una richiesta ai referenti del progetto Digitiamo a Conegliano che anche alla segreteria di T2I, per intenderci, da cui avete avuto il link per collegarvi questa sera, potete chiedere appunto la registrazione. Cosa importante che invece noi chiediamo a voi cortesemente è un feedback attraverso il questionario di gradimento finale, perché è appunto uno strumento che diciamo oltre a ricevere i vostri preziosi commenti e suggerimenti, viene anche richiesto a cura della Regione Veneto per poter dare evidenza della qualità dei servizi erogati. Quindi vi chiediamo poi, appunto metteremo verso la conclusione del webinar, metteremo il link per il Google Form dove effettuare questo piccolo questionario. Ecco, quindi nuovamente benvenute, Avvocato Laura Zammataro con noi anche questa sera per continuare con la seconda parte del webinar. E io direi che possiamo appunto iniziare e quindi... Ieri abbiamo cominciato a parlare in generale appunto dei concetti che... Mi sentite bene intanto? Mi sentite bene? Allora, io sento bene sempre il discorso del volume, quindi raccomandiamo un po' ai partecipanti di tenere un volume alto, di alzare anche il vostro volume e anche noi ci mettiamo d'impegno, insomma, per tenerci vicino al microfono. Ecco, ottimo il test. Parlato Perfetto. appunto dei concetti generali, appunto, quindi che cosa si intende per privacy, che cosa si intende per trattamento, no, del dato personale, quali sono i soggetti coinvolti nel trattamento, e poi abbiamo trattato più nel dettaglio i diritti invece che il cittadino appunto può esercitare in relazione ai propri dati personali. Abbiamo visto quali sono gli strumenti di tutela di questi diritti, quindi le varie forme, quindi reclamo, ricorso e segnalazione al garante della privacy e anche gli strumenti di ricorso all'autorità giudiziaria. E poi una sorta, diciamo, di autotutela, nel senso delle regole, insomma, di comportamento che riducono i rischi di subire violazioni dei propri diritti. Oggi invece vedremo più l'aspetto, diciamo, i doveri, quindi il rovescio della medaglia, quindi se da un lato ci sono dei diritti, dall'altro ci sono dei doveri. Quindi considereremo appunto il rapporto tra privacy e imprese, privacy e scuola, e infine una carrellata di casi appunto che magari riescono a farci capire meglio certi concetti che se no magari rimarrebbero astratti, insomma, ecco. Quindi questo è il programma della serata. Allora, quindi... Allora, siccome dicevamo appunto anche ieri, a partire dall'entrata in vigore del GDPR, che è avvenuta il 25 maggio del 2018, si è assistito a una corsa da parte delle aziende e delle attività commerciali e professionali ad adeguare la propria policy in tema di privacy. Quindi si è resa necessaria innanzitutto la revisione delle informative privacy, l'acquisizione dei consensi che fossero appunto consapevoli da parte di clienti e dipendenti, una certa revisione dei ruoli e delle competenze delle figure impiegate ad assolvere determinate funzioni con riguardo alla privacy e una maggiore attenzione all'esternalizzazione di attività che coinvolgono il trattamento dei dati personali. Quindi le imprese, più in generale le persone giuridiche, quindi società, enti, eccetera, sono quindi coloro su cui gravano in pratica i doveri correlati ai diritti riconosciuti ai soggetti intesi come interessati al trattamento dei dati personali.
Il primo documento quindi a dover essere revisionato è stato certamente l'informativa privacy. In assenza infatti di questo documento o della sua messa a disposizione degli interessati, il titolare non può compiere alcun trattamento dei dati personali. Quindi è importantissimo che la revisione sia aggiornata e quindi l'informativa va resa dal titolare del trattamento sia che egli ottenga i dati direttamente dall'interessato, quindi al momento della raccolta, sia che li ottenga indirettamente da un'altra fonte che in questo caso andrà quindi precisata nell'informativa. Se l'acquisizione dei dati avviene in modo indiretto, l'informativa andrà comunque resa o messa comunque a disposizione dell'interessato entro un mese o al momento del primo contatto con l'interessato e comunque non oltre la prima comunicazione di dati a un soggetto terzo. Qual è il contenuto dell'informativa? Quindi nell'informativa io devo innanzitutto indicare precisamente qual è l'oggetto del trattamento, cioè la tipologia dei dati che raccolgo. Dovrò quindi poi specificare la finalità del trattamento, la modalità del trattamento e quindi la conservazione, quindi in particolare rispetto alla conservazione è importante indicare la durata di questa conservazione. Poi dovrò indicare i soggetti che avranno accesso a questi dati e i soggetti ai quali i dati saranno invece comunicati. Dovrò indicare poi le modalità di trasferimento dei dati e i soggetti esterni a cui i dati saranno trasferiti. È importante anche la natura del conferimento, cioè la base giuridica su cui si fonda il trattamento effettuato, quindi potrebbe essere obbligatorio, potrebbe essere facoltativo e quindi indicare anche in questo caso quali sono le conseguenze del diniego a prestare il proprio consenso al trattamento. Poi dovrò illustrare all'interessato appunto i suoi diritti e le modalità con cui questi vanno esercitati e dovrò fornire i dati di contatto, quindi sia miei, diciamo, in quanto titolare, oppure del DPO se è nominato. È importante che l'informativa sia scritta in modo chiaro, in modo semplice, quindi adatto in pratica al pubblico cui si rivolge, utilizzando pochi quindi riferimenti normativi, limitando al minimo l'uso di termini tecnici che potrebbero complicare la comprensione del testo da parte di un pubblico di non addetti ai lavori. Quali sono quindi i soggetti per i quali appunto vige l'obbligo di rendere l'informativa? Sicuramente dovrò fornire l'informativa ai clienti, quindi ai miei clienti, i miei fornitori, i miei dipendenti o collaboratori e comunque a tutti coloro nei confronti di cui effettuo operazioni di trattamento dei dati personali. Quindi una cosa è tuttavia rendere l'informativa e una cosa è acquisire il consenso dell'interessato al trattamento, quindi che è una cosa diversa. Se infatti il trattamento dei dati che il titolare compie non si basa sul consenso dell'interessato, sarà sufficiente rendere all'interessato l'informativa privacy e tutt'al più raccogliere sulla medesima la sua sottoscrizione per presa visione, ma non per accettazione. Se invece il trattamento dei dati che il titolare compie si basa sul consenso dell'interessato, allora dovrò necessariamente acquisire questo consenso mediante la compilazione di un modulo con cui l'interessato esprimerà appunto il suo consenso al trattamento in modo quindi libero, specifico, informato, con una dichiarazione o quindi azione positiva inequivocabile e quindi apponendo la sua sottoscrizione per accettazione su questo modulo. È molto importante individuare appunto la base giuridica sulla quale fondare il trattamento dei dati personali e quindi il GDPR individua 6 basi normative che rendono possibile effettuare un trattamento di dati personali. L'articolo 6 del GDPR stabilisce che è possibile effettuare un trattamento dati personali quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento, quindi per una o specifiche finalità. Si potrebbe quindi pensare che la cosa migliore sia quella di raccogliere il consenso sempre e comunque, in modo da mettersi al riparo da possibili contestazioni. Ma in realtà non è così, perché la cosa migliore invece è quella di utilizzare il consenso come base giuridica del trattamento solo quando nessuna delle altre basi giuridiche è applicabile.
Anche perché se ci appoggiamo appunto al consenso, l'interessato automaticamente può esercitare determinati diritti, come ad esempio quello di revoca, per cui se il consenso mi viene revocato dovrò interrompere il trattamento. Quindi la base giuridica scelta per legittimare il trattamento si ripercuote in pratica sui diritti che l'interessato può esercitare. Quando è quindi che dovrò fondare il trattamento dei dati personali sul consenso dell'interessato obbligatoriamente? Di sicuro quando il trattamento implica la comunicazione o la cessione a terzi di dati personali per fini commerciali, oppure quando faccio attività di profilazione dei dati dell'interessato, o ancora quando il trattamento consiste nell'elaborazione di decisioni che riguardano l'interessato sulla base esclusiva di un trattamento automatizzato di dati personali. Nel caso inoltre in cui il trattamento implichi il trasferimento di dati in un paese extra UE che non abbia adeguate garanzie di sicurezza, nel caso in cui il trattamento consista in diffusione di immagini e registrazioni audio-video di interessati per finalità promozionali, oppure nel caso in cui il trattamento è finalizzato all'adesione dell'interessato a programmi di fidelizzazione. Potrei invece appunto basare in pratica il trattamento dei dati personali su altre basi giuridiche. Quindi ad esempio l'acquisizione del consenso dell'interessato non è necessario quando i dati vengono raccolti per dare esecuzione ad un contratto di cui l'interessato è parte. Quando pertanto la relazione che intercorre appunto tra il titolare e l'interessato è basata su un contratto in vigore, oppure su eventi che preludono alla sottoscrizione di un contratto, i conseguenti trattamenti di dati troveranno il loro fondamento giuridico nel rapporto contrattuale, quindi il consenso non sarà necessario. Ad esempio, appunto, questa è una tipica base giuridica di trattamento dati da parte del datore di lavoro, che è legato quindi all'interessato appunto da un contratto di lavoro e quindi in questo caso non sarà necessario acquisire il consenso al trattamento, con delle eccezioni che poi vedremo. Naturalmente su questa base giuridica potranno essere svolti appunto solo trattamenti necessari per l'espletamento del contratto in vigore, quindi non sarebbe possibile compiere trattamenti che esulano dall'accordo contrattuale o dalla prestazione di servizio al quale l'interessato ha aderito. Ad esempio noi appunto come legali possiamo trattare i dati personali dei nostri clienti intanto che il trattamento si giustifica nell'ambito della prestazione contrattuale da rendere al cliente. Ma se ad esempio io volessi, per dire, inviare a un mio cliente una newsletter periodica con degli aggiornamenti su argomenti che credo lo possano interessare, dovrei acquisire il suo consenso perché il trattamento dei suoi dati di contatto sia considerato lecito. È possibile inoltre effettuare un trattamento di dati personali quando esso è necessario per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento. Quindi l'utilizzo di questa base normativa giuridica è legato all'effettiva esistenza di una norma di legge o di un regolamento che renda obbligatorio il trattamento in questione. Quindi in caso di trattamenti particolari e poco comuni è bene annotare sul registro dei trattamenti il riferimento alla norma specifica a cui io in pratica aggancio, diciamo, il trattamento, cioè la liceità del trattamento. È inoltre importante individuare correttamente e con certezza la norma che rende obbligatorie le operazioni di trattamento, quindi non è infatti possibile servirsi della norma per allargare il trattamento a finalità ulteriori e senza quindi esplicitarle in modo corretto. Il trattamento dei dati personali può anche giustificarsi sulla base della necessità di salvaguardare degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica. In questi casi l'individuo non è in condizioni di esprimersi sul trattamento che lo riguarda, né può ricevere un'informativa prima che il trattamento inizi. Quindi in tutti questi casi il trattamento può avvenire senza altre condizioni, ma però appena possibile il titolare dovrà fornire l'informativa all'interessato. Quindi in tutti i casi, si tratta di tutti i casi di emergenze, catastrofi, epidemie, emergenze sanitarie, eccetera.
Il trattamento dei dati personali può essere effettuato anche in caso di necessità derivante dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. I casi in cui il titolare è incaricato per legge di effettuare trattamenti connessi all'esercizio di pubblici poteri o investiti di compiti di interesse pubblico sono individuati espressamente dalla legge. Quindi è l'articolo 2-sexies del Codice della Privacy, come novellato dal Decreto Legislativo 101 del 2018, ad elencare puntualmente i principali trattamenti e materie di rilevante interesse pubblico. Quindi ad esempio l'instaurazione, la gestione, l'estinzione di rapporti di lavoro, l'accesso a documenti amministrativi e accesso civico, la tenuta di atti o registri, anche l'elettorato attivo, passivo, esercizio di diritti politici, l'assistenza sanitaria, la sanità, quindi l'attività socioassistenziale a tutela di minori soggetti bisognosi, l'istruzione e formazione scolastica, anche universitaria e professionale, la protezione civile, i rapporti istituzionali, gli enti di culto, sono tutte attività, diciamo, che possono giustificare il trattamento dei dati sulla base appunto di questa fonte normativa. Il GDPR stabilisce che è possibile inoltre effettuare un trattamento di dati personali quando esso è necessario per il perseguimento di un interesse legittimo del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano su questo legittimo interesse interessi o diritti o libertà fondamentali dell'interessato. Pensiamo ad esempio al caso del minore. Il concetto di interesse legittimo non è facilissimo da capire ed è per questo che il GDPR, diciamo, propone alcuni esempi di trattamenti effettuati sulla base di questa base normativa. Ad esempio, dunque, se sono considerati illeciti appunto i trattamenti finalizzati a verificare, ad esempio, che un pagamento elettronico sia andato a buon fine, o quelli finalizzati a rintracciare un debitore che sia reso irreperibile e ha smesso di corrispondere i pagamenti dovuti per l'uso di un bene acquistato o noleggiato. Questo perché? Perché c'è un interesse legittimo alla prevenzione delle frodi. Oppure quando si ha un gruppo di imprese che affidano i trattamenti di dati relativi ai rapporti di lavoro in essere con i dipendenti o con l'amministrazione dei clienti ad un ufficio unico centralizzato, di modo che la comunicazione è insita nell'organizzazione interna, ha un interesse legittimo al trattamento. Oppure anche se effettua un trattamento di dati relativo al traffico in rete per garantire la sicurezza della rete e dell'informazione, e può essere considerato lecito appunto questo trattamento in virtù del legittimo interesse dei titolari alla sicurezza appunto delle reti e delle informazioni. Oppure può essere considerato legittimo anche il trattamento per finalità di marketing diretto, che non va però confuso con il marketing basato appunto sul consenso dell'interessato. Quindi nel caso appunto di marketing diretto, il titolare potrà contattare il cliente, che è già stato suo cliente, per comunicargli la disponibilità di prodotti analoghi a quelli che egli ha già acquistato, però non potrà inviargli comunicazioni commerciali non attinenti alla relazione già instaurata o usare dati nella sua disponibilità per profilarlo o per inviargli messaggi personalizzati sulla base dei suoi interessi. Però potrà fare appunto questa sorta di marketing diretto, quindi inviargli proposte commerciali, comunicazioni che abbiano ad oggetto appunto beni che egli ha già acquistato. Poi può essere lecito, ad esempio, da parte del titolare che sia datore di lavoro, trattare i dati personali allo scopo di garantire la sicurezza dei suoi dipendenti o dei beni aziendali loro affidati e per proteggere appunto adeguatamente le sedi di lavoro. Quindi pensiamo ad esempio ai sistemi di videosorveglianza che trovano appunto giustificazione nell'interesse a tutelare e proteggere i beni aziendali e le sedi di lavoro. Oppure nello stesso modo, diciamo, possiamo considerare legittimo l'interesse di ogni impresa a proteggere i propri sistemi informativi, ad esempio installando
software di controllo degli accessi per prevenire furti di dati o altri eventi. Anche i dati personali possono essere quindi oggetto di trattamenti poi di piani per la pianificazione e la programmazione di attività all'interno di un'impresa. In questo caso quindi l'interesse potrebbe essere appunto la programmazione delle attività. Infine può essere che un'impresa trasmetta i dati personali dei propri dipendenti a clienti e fornitori perché è suo interesse rispettare degli impegni contrattuali assunti appunto con clienti o fornitori, e quindi anche in questo caso si ha appunto un interesse legittimo, che è quello cioè di dare esecuzione a contratti con clienti e fornitori. Quindi ad esempio potrò comunicare l'email del mio dipendente appunto perché email diciamo di contatto per fare in modo che i fornitori si rapportino con dei referenti specifici. Nei casi quindi in cui invece il trattamento abbia come base giuridica il consenso, il titolare dovrà acquisire il consenso dall'interessato in forma o cartacea o elettronica, precisando nel modulo cartaceo o informatico per quale finalità viene richiesto il consenso, e fornire quindi tutte le informazioni utili a far capire all'interessato con quali modalità si svolgerà il trattamento. Come si è detto, Hai quindi visto? Basta premere un pulsante e si accendono i fanali. deve esserci un'interferenza di microfono. Quindi sarebbe opportuno predisporre questo modulo in modo da prevedere sia la possibilità di concedere che quella di negare il consenso. Però se si sceglie il metodo delle caselle, appunto che vedete qui sotto, non dovranno mai essere precompilate, perché il consenso deve essere espresso mediante una dichiarazione positiva, cioè deve essere posta direttamente dall'interessato. Oltre quindi all'informativa, ai moduli di acquisizione del consenso, il GDPR all'articolo 30 prevede che il titolare del trattamento debba dotarsi di un registro dei trattamenti. Sono però esonerati da questo obbligo le imprese e le organizzazioni con meno di 250 dipendenti. In realtà anche le imprese con 250 dipendenti, con meno di 250 dipendenti, dovranno dotarsi di questo registro se compiono trattamenti che presentano un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, oppure se il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati o dati personali, si riferiscano a condanne penali e a reati. Quindi vediamo che in buona sostanza l'esenzione ha un carattere veramente marginale, quindi è sufficiente trattare dati personali in modo stabile per soggiacere a quest'onere. Il registro quindi deve essere tenuto in un certo modo, quindi deve avere cioè un contenuto minimo di informazioni. Quindi è necessario indicare il nome del titolare o del contitolare del trattamento, oppure il nome del responsabile della protezione dei dati personali, i loro dati di contatto, quindi indirizzo, email, TEC, numero di telefono, fax. Poi è importante illustrare naturalmente le finalità del trattamento, le categorie di interessati, le categorie di dati personali trattati, le categorie dei destinatari. È necessario poi indicare se viene effettuato il trasferimento di dati personali verso un paese terzo, cioè un paese extra UE, e quali siano le garanzie adottate. Sarebbe opportuno, sebbene non obbligatorio, specificare anche i termini ultimi previsti per la cancellazione dei dati e i termini di conservazione dei dati, nonché le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate con riferimento alle attività di trattamento. E quindi non è un obbligo, però questo serve, diciamo, a dar prova e quindi a documentare l'avvenuto adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi e delle misure adottate per assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati. Naturalmente il titolare può anche aggiungere ulteriori informazioni se lo ritiene più opportuno. L'onere di tenere un registro dei trattamenti grava anche sul responsabile, quindi se c'è un responsabile nominato dal titolare, anche egli dovrà munirsi di un registro dei trattamenti, in cui indicare appunto i suoi dati di contatto,
indicare anche ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce, indicare il responsabile per la protezione dei dati personali, le categorie dei trattamenti effettuati per conto del titolare, i trasferimenti dei dati personali verso un paese terzo o d'organizzazione internazionale, oppure anche descrivere in generale le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate. Dovrà inoltre indicare appunto le singole attività di trattamento che sono state affidate e descrivere appunto le varie misure di sicurezza. Anche in questo caso potrà esserci un contenuto informativo ulteriore, quindi libero diciamo, che il responsabile potrà appunto specificare in modo da dar conto diciamo del modo diligente con cui egli esegue i trattamenti. Potrebbe quindi essere utile ad esempio menzionare nel registro se si aderisce a un codice di condotta, di buona condotta, o se si sono adottati dei meccanismi di certificazione. Tanto il registro dei trattamenti del titolare quanto quello del responsabile devono essere naturalmente tenuti aggiornati in tempo reale. Quindi questo compito normalmente viene affidato al responsabile per la protezione dei dati, che abbiamo visto ieri, diciamo una figura interna all'organizzazione del titolare, che potrà essere utilizzata anche con la finalità di assicurare una tenuta e un aggiornamento centralizzato del documento. Quindi il registro potrà costituire un utile strumento per la formazione del personale e se ne potrà garantire l'accessibilità a tutti quei soggetti che appunto sono legittimati a trattare i dati. È importante sottolineare che la mancata adozione del registro è sanzionata con pene pecuniarie non indifferenti, diciamo, che vanno dai 10.000 euro oppure per le imprese con sanzioni che vanno fino al 2% del fatturato dell'esercizio precedente. In alcuni casi il titolare del trattamento può avere l'obbligo di eseguire una valutazione di impatto, cioè si tratta di uno strumento per stimare i potenziali danni sulla privacy che potrebbero derivare da un processo, un sistema di informazione, un programma software, quindi da un dispositivo insomma, che elabori i dati personali. Quindi è uno strumento che servirà a programmare le azioni necessarie a prevenire danni potenziali e se necessario a porre rimedio ai danni verificatisi. Quindi la valutazione di impatto è essa stessa parte integrante del processo di trattamento del rischio. Il GDPR però non richiede la realizzazione di una valutazione di impatto sulla protezione per ciascun trattamento che può presentare dei rischi. Quindi ci sono dei casi in cui non è necessario effettuare questa valutazione. Quando è quindi che è necessario in pratica? Sicuramente quando il trattamento dei dati implica una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi quindi a persone fisiche che sia basata su un trattamento automatizzato, compresa quindi la profilazione, oppure sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su queste persone fisiche. L'obbligo c'è anche quando il trattamento avviene su larga scala e riguarda le categorie di dati personali di tipo particolare, cosiddetti ex sensibili, o i dati giudiziari, quindi quelli relativi a condanne penali o la commissione di reati. L'obbligo c'è anche in caso in cui il trattamento implichi la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, cioè la cosiddetta attività di videosorveglianza. Diciamo che il Garante ha inoltre fornito, proprio a partire dal 2018, un elenco delle tipologie di trattamenti per i quali è necessario obbligatoriamente che il titolare effettui la valutazione di impatto privacy. Quindi ne fa un elenco dettagliato, quindi tutti quei trattamenti, ad esempio, che implicano appunto il monitoraggio di dati sullo stato e il benessere psicofisico, che vengono raccolti attraverso dispositivi indossabili, quindi ad esempio gli orologi fitness in pratica, oppure quando il trattamento implica attività di screening dei clienti di una banca attraverso l'utilizzo di dati registrati in una centrale rischi, oppure quando si ha la profilazione dei clienti però mediante la consultazione successiva e elaborazione di informazioni contenute in una banca dati di riferimento.
Oppure nel caso ad esempio di conservazione di cartelle cliniche, cioè di pazienti di una struttura sanitaria, quando il trattamento implica fornitura di servizi di telecomunicazione, ad esempio telefonia mobile, oppure il caso ad esempio anche di sistemi tipo contatori intelligenti oppure dispositivi di domotica, come abbiamo visto poi trattamenti che implicano telecamere a circuito chiuso o la generazione di profili tramite la raccolta dai social media di dati pubblici. Quindi in tutti questi casi sicuramente devo munirmi di valutazione di impatto privacy. Poi di conseguenza ci sono tutti i casi in cui appunto la valutazione non è necessaria, quindi se il trattamento non implica un rischio elevato, chiaramente però poter dire che il rischio non è elevato mi implica comunque una sorta di prevalutazione, quindi dovrò comunque effettuare una valutazione e vedere se effettivamente ho l'obbligo o meno di munirmi di questo documento. Lo stesso vale appunto per i casi in cui la natura, l'ambito di applicazione, il contesto, le finalità del trattamento sono molto simili ad un trattamento per il quale è già stata svolta una valutazione di impatto, per cui beneficio diciamo di quella che ho già e la riporto al caso che mi interessa perché appunto per la finalità, contesto e natura posso assimilare i due tipi di trattamento. E poi ci sono tutta un'altra serie di casistica, come ad esempio anche quando ad esempio il trattamento sia incluso nell'elenco facoltativo delle tipologie di trattamento per le quali non è richiesta la valutazione di impatto sulla privacy. Quindi ci sono anche dei casi in cui l'autorità di controllo ha effettuato appunto dei controlli stabilendo che non devo effettuare, non mi devo munire di valutazione di impatto, per cui se quell'attività è stata inserita in questo elenco, che è fornito dall'autorità di controllo, cioè dal garante, posso stare tranquillo che non mi verrà richiesta una valutazione di impatto. Quindi appunto riassumendo in pratica i doveri del titolare, così come quelli anche del responsabile, sono fornire l'informativa privacy con i contenuti che abbiamo detto sopra, oppure acquisire il consenso quando questo è necessario, munirsi dei registri di trattamento, effettuare se necessario la valutazione di impatto e nominare un DPO che come abbiamo visto ieri appunto è la figura che supporta diciamo il titolare nella gestione in pratica delle problematiche della privacy. Passiamo invece adesso, quindi concluso il capitolo diciamo relativo alle imprese, insomma più o meno, passiamo a considerare invece il rapporto tra privacy e scuola. Il tema della privacy a scuola e della tutela dei dati personali coinvolge sia gli studenti, che per lo più sono minori, che i loro familiari. In particolare negli ultimi mesi, appunto ormai possiamo dire anni, il tema si è reso particolarmente interessante per il fatto che la scuola è spesso stata costretta a ricorrere alla DAD, cioè alla didattica a distanza, causa appunto dell'emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo, speriamo per poco. E come abbiamo già detto ieri, appunto nel nostro primo incontro, in Italia la privacy è disciplinata principalmente dal regolamento europeo sulla protezione dei dati, quindi il cosiddetto GDPR, e dal codice della privacy come novellato dal decreto legislativo 101 del 2018, nonché da una serie di provvedimenti normativi secondari, quindi provvedimenti circolari, PAC, provenienti dal garante della protezione dei dati personali. Nel caso della scuola, un'altra fonte normativa che acquista particolare rilevanza è quella delle circolari del Ministero della Pubblica Istruzione, quindi del MIUR. Quindi, come abbiamo detto ieri, appunto ci sono casi in cui la liceità del trattamento dei dati personali prescinde dall'acquisizione del consenso dell'interessato e si basa quindi su altri fattori espressamente previsti dalla legge. Nel caso della scuola, il trattamento dei dati personali connesso alla gestione del rapporto studente-scuola avviene appunto senza la necessità del consenso dell'interessato, in quanto la scuola è appunto un soggetto pubblico che sovrintende all'esecuzione di un compito di interesse pubblico
che, come abbiamo visto, rientra appunto nei casi in cui il legislatore ha stabilito di prescindere dal consenso per garantire la continuità ed evitare quindi paralisi. Naturalmente ci sono casi in cui anche la scuola deve acquisire il consenso dell'interessato per svolgere alcuni tipi di trattamento di dati personali. Quindi questi casi si hanno quando, ad esempio, supponiamo la scuola abbia un proprio sito sul quale ha intenzione di pubblicare delle foto degli studenti oppure video di recite scolastiche, se parliamo di scuola primaria, e quindi è evidente che in questo caso questo tipo di trattamento necessiterà dell'acquisizione del consenso dell'interessato o dei suoi genitori se l'interessato è un minorenne. Quindi tutte le scuole pubbliche, ma anche quelle private, in ogni caso hanno l'obbligo di fare conoscere agli interessati, quindi studenti, famiglie, professori, eccetera, con le modalità ritenute più opportune, quindi anche online, come vengono trattati i loro dati personali, quali dati raccolgono, come li utilizzano, a quale fine, e sono quindi tenute a fornire tali informazioni mediante il rilascio dell'informativa. Ogni interessato potrà conseguentemente esercitare tutti i diritti posti a tutela della privacy che la normativa gli riconosce e di cui abbiamo parlato appunto ieri, cioè quindi il diritto a conoscere se sono conservate informazioni che lo riguardano, di farle eventualmente rettificare se sono erronee o non aggiornate e in generale di avere accesso a tali informazioni. Gli istituti scolastici sono inoltre obbligati a tenere il registro delle attività di trattamento e a tale proposito il MIUR, con una nota che è la numero 877 del 3 agosto del 2018, ha trasmesso alle scuole uno schema, diciamo, di registro, al fine di supportarle nella corretta compilazione di questo strumento, fornendo quindi una guida operativa, naturalmente fermo restando che gli istituti hanno una loro autonomia e quindi possono, come meglio credono, organizzare, diciamo, il proprio registro. In ogni caso, appunto, questa bozza di registro prevede uno schema secondo il quale quindi dovrà essere specificato nel registro delle attività le acquisizioni, diciamo, di gestione delle domande di iscrizione, l'acquisizione di eventuale documentazione aggiuntiva, quindi eventuali certificati specifici, ad esempio. Poi avrò naturalmente da gestire i dati degli alunni, dovrò gestire poi il personale, quindi i contratti che ho fatto col personale docente, sia quelli a tempo indeterminato, sia quelli a tempo determinato, e potrò anche, e dovrò anzi fare menzione appunto dei contratti relativi alle supplenze anche brevi o saltuarie. Quindi circa i trattamenti che la scuola può effettuare ci sono appunto varie indicazioni appunto provenienti dal Ministero e anche dal Garante. Il Garante in particolare ha chiarito che ad esempio gli scrutini o gli esami di Stato sono pubblici, quindi pertanto sono informazioni, cioè, contengono in pratica informazioni sul rendimento scolastico che sono soggette al regime della conoscibilità. Quindi l'istituto scolastico deve sicuramente liberamente poter pubblicare quindi scrutini e risultati degli esami senza porsi il problema, diciamo, della privacy. Però l'istituto deve evitare naturalmente di fornire pubblicamente informazioni sulle condizioni, ad esempio, di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Ad esempio, il riferimento alle prove differenziate sostenute dagli studenti che hanno disturbi come DSA, quindi specifici dell'apprendimento, non va inserito certamente nei tabelloni, ma deve essere quindi indicato solamente nell'attestazione che viene poi rilasciata allo studente. Il codice della privacy prevede peraltro che al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, gli istituti scolastici, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere per via telematica, e anche per via telematica, dati relativi agli esiti formativi degli studenti ed altri dati personali non sensibili pertinenti alle predette finalità, sempre che ciò sia stato indicato appunto nell'informativa rilasciata agli studenti. Quindi se ci sono appunto attività come ad esempio appunto, cioè molto spesso gli istituti cercano di promuovere in pratica
i loro studenti, fornendo informazioni, ad esempio, non so, fornendo i nominativi, ad esempio, dei diplomati dell'anno, per facilitare in pratica poi gli interessati magari a trovare una collocazione lavorativa. Questa è una finalità per la quale quindi l'istituto è necessario renda un'informativa, però siccome si tratta, diciamo, il fine è quello di agevolare appunto la formazione professionale, la si può effettuare anche senza uno specifico consenso. Per quanto poi concerne l'utilizzo degli smartphone all'interno delle scuole, questo viene disciplinato direttamente dall'istituto con una specifica delibera del collegio docenti. Naturalmente negli istituti in cui l'uso degli smartphone sia consentito, rimane inteso che l'utilizzo debba avvenire esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti, quali ad esempio quello all'immagine, delle persone coinvolte. Quindi ci saranno istituti che disporranno, ad esempio, ci sono istituti che dispongono la consegna obbligatoria del cellulare all'ingresso nella scuola e il suo posizionamento in appositi armadietti chiusi a chiave dagli insegnanti per evitare appunto l'utilizzo da parte degli studenti. Altri istituti invece preferiscono lasciare, diciamo, la disponibilità del cellulare agli studenti, però naturalmente stabilendo come regola quella per cui questo cellulare deve rimanere chiuso durante tutto l'orario delle lezioni. Quindi non ne viene richiesta la consegna, ma la regola è quella di non aprirlo durante l'orario delle lezioni. In ogni caso è appunto l'autonomia in pratica dell'istituto che regola questa situazione, quindi a seconda, cioè, gli istituti sono liberi di autoregolamentarsi. Per quanto riguarda le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, ad esempio durante le recite, le gite, saggi scolastici, queste sono considerate come raccolte per fini personali, quindi possono essere destinate ad un ambito familiare, amicale, però per essere pubblicate su internet o su social network, in particolare appunto nel caso di diffusione di immagini di minori, è indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale. Evidentemente, appunto, la stessa regola vige anche per gli studenti che riprendono, ad esempio, i compagni di scuola. Non è quindi consentito procedere a pubblicazioni non autorizzate se manca il consenso del diretto interessato o, se minore, dei suoi genitori. Per quanto riguarda l'installazione di telecamere all'interno degli istituti scolastici, questo aspetto è considerato lecito, diciamo, purché venga garantito il diritto dello studente alla riservatezza, cosa che avviene mediante la segnalazione della presenza di impianti attraverso cartelli e attivando le telecamere che inquadrano l'interno degli istituti solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Infine, se queste riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere dovrà essere opportunamente delimitato, quindi potrò inquadrare l'ingresso, ma non dovrò, ad esempio, inquadrare il marciapiede. Con riguardo alla privacy degli studenti e dei professori, oggetto di riflessione si è avuta soprattutto in occasione appunto del ricorso alla didattica a distanza. Ed è quindi il garante intervenuto su questo aspetto con un provvedimento che è il 64 del marzo del 2020, quindi in pieno lockdown, diciamo, nel quale il garante ha fornito le prime indicazioni in tema di didattica a distanza, ma anche di didattica digitale integrata. Quindi nel provvedimento il garante ha ricordato che le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche quelli sensibili e particolari appunto, di docenti, alunni, studenti, genitori tramite i servizi di DAD, poiché tale trattamento è ricollegabile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei e dunque non è necessario richiedere un consenso specifico. In ogni caso, in quanto titolari appunto del trattamento, spetta agli istituti scolastici effettuare un'adeguata selezione e configurazione degli strumenti impiegati per la DAD. Quindi si tratta di scelte che devono tenere conto del contesto didattico, delle finalità dell'insegnamento e anche dei rischi dei soggetti coinvolti.
Quindi ad esempio rispetto alla scelta dei fornitori IT, il garante richiama l'attenzione degli istituti. Dovranno cioè contattare fornitori in grado di fornire piattaforme idonee, diciamo, a garantire un trattamento dati sicuro. Ed è opportuno che questi fornitori siano comunque nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, perché in questo modo vengono appunto responsabilizzati sul fatto che i dati trattati appunto devono essere trattati esclusivamente per le finalità legate alla DAD. Il garante ha rilevato inoltre come alcune piattaforme offrano servizi ulteriori rispetto a quelli legati funzionalmente a fini didattici e dunque, secondo appunto il garante, è necessario configurare le stesse affinché venga rispettato il principio di minimizzazione, anche eventualmente prevedendo un termine di cancellazione dei dati raccolti al termine del progetto didattico. Quindi il garante, ad esempio, ha ritenuto che in taluni casi potrebbe essere necessaria una valutazione di impatto, che è però una misura non necessaria quando il trattamento venga effettuato da un singolo istituto, perché in questo caso si esclude che vi sia appunto il requisito di trattamento su larga scala. E quindi in tutti questi casi, appunto, oppure nell'ambito certo di utilizzo di servizi online di videoconferenza o di piattaforma, sarà necessario per l'istituto dotarsi di una valutazione di impatto. Sempre nel maggio del 2020 il garante ha poi pubblicato sul proprio sito alcune FAQ relative al trattamento dei dati in ambito scolastico con riferimento appunto all'emergenza sanitaria. In queste FAQ, oltre a ribadire i concetti già visti appunto, il garante ha stabilito che non è la scuola, ad esempio, a poter comunicare alle famiglie degli alunni l'identità dei parenti di studenti risultati positivi al Covid. Spetta sempre alle autorità sanitarie competenti informare appunto i contatti stretti del contagiato, al fine di poter attivare le previste misure di profilassi. Quindi l'istituto è solo tenuto a fornire alle istituzioni competenti le informazioni necessarie affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché sotto altro profilo attivare le misure di sanificazione necessarie. A seguito dell'emergenza pandemica, quindi il MIUR ha da una parte pubblicato una propria guida appunto completa sulla didattica digitale integrata e tutela della privacy, in cui troviamo indicazioni di carattere generale, come ad esempio il fatto che con riguardo alla base giuridica di trattamento è esclusa la richiesta del consenso poiché appunto trattasi di un trattamento necessario e collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola. E inoltre ci troviamo anche indicazioni in merito alle misure tecniche e organizzative legate alla sicurezza dei dati da adottare. Un'altra sezione interessante è quella invece domande e risposte che troviamo sempre sul sito del MIUR. Per queste risposte appunto pubblicate è interessante ricordare che per quanto riguarda la misurazione della temperatura corporea degli alunni, il MIUR dice che la rilevazione deve essere effettuata a casa, quindi da ciascuno studente, dalle proprie famiglie, essendo appunto permessa nei locali scolastici solo la misurazione degli alunni sintomatici. Quindi questa sarebbe la regola, diciamo, tracciata dal Ministero. Il garante ha poi precisato che non è consentito agli insegnanti chiedere agli studenti se sono vaccinati. Questo sia in quanto non c'è obbligo vaccinale per gli studenti, sia perché la mancata vaccinazione di alcuni alunni potrebbe dipendere da loro condizioni di salute particolari, cioè che sconsigliano quindi la vaccinazione nel caso concreto e che quindi non sarebbe corretto rendere noto all'insegnante e a tutti gli altri compagni di classe. Analogamente dicasi per i familiari degli alunni. Quindi, sebbene l'istituto debba ad esempio appurare la sussistenza del Green Pass dei familiari che entrano nell'istituto, non è chiaramente lecito che l'insegnante venga a sapere se i familiari, diciamo, dell'alunno hanno o meno il Green Pass.
Quindi tantissime sono, diciamo, le problematiche privacy che si presentano nel settore della scuola, e quindi la privacy è sicuramente una materia di sempre maggior rilievo anche in questo ambito, soprattutto a partire dall'utilizzo in essa degli strumenti di didattica a distanza o comunque digitale integrata. A questo punto passiamo invece appunto a una carrellata, diciamo, di casi, volendo dare appunto un taglio pratico a questa nostra conversazione. Passiamo sì, ad esaminare delle problematiche di varia natura. Quindi ci si può chiedere ad esempio quali problematiche privacy può generare l'uso di un'app. Allora, certamente ognuno di noi avrà avuto almeno una volta la necessità o l'intenzione di scaricare un'app, quindi magari per vedere le condizioni meteorologiche del giorno dopo, oppure per riconoscere le piante magari di cui non sai il nome o le stelle o semplicemente per fare acquisti online. Avrete notato appunto che al termine del download della app ci viene chiesto di acconsentire al trattamento dei nostri dati personali, che in questo caso specifico sono quelli raccolti mediante l'uso dei cookie. I cookie non sono stati oggetto, diciamo, della nostra conversazione, quindi accenno solo al fatto che si tratta di stringhe di testo che il browser di ciascun smartphone o PC salva sul nostro computer, appunto sul telefono, ogni volta che noi accediamo ad un sito, a meno che questa funzione non sia stata disabilitata. Naturalmente diciamo che disabilitare da browser questa funzione equivale praticamente a non poter navigare sostanzialmente. Quindi nessuno sostanzialmente blocca l'acquisizione dei cookie da browser. In ogni caso vediamo come la normativa appunto attuale prevede che i gestori dei siti informino l'utente della tipologia di cookie utilizzati dal sito, di modo che prima quindi di proseguire nella navigazione l'utente acconsenta quantomeno ai cookie necessari, ovvero quelli che consentono la fruizione del sito, cioè una corretta navigazione in pratica. Il mancato consenso, quindi da parte dell'utente, dei cookie necessari, ovvero di quelli tecnici, non consentirà all'utente di proseguire nella navigazione. E quindi è per questo che molto spesso noi appunto acconsentiamo sicuramente all'acquisizione dei cookie necessari. Però ci sono anche altri tipi di cookie, appunto ci sono i cookie di profilazione, quelli che hanno finalità di marketing, quelle con finalità statistiche, e quindi l'utente deve sempre poter scegliere rispetto a questi liberamente, quindi deve poter scegliere se prestare o meno il suo consenso, senza che questo suo diniego eventuale gli impedisca di navigare nel sito, perché diversamente ci troveremo di fronte a un consenso non libero, quindi ad un abuso. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha inoltre precisato che il consenso deve essere espresso in modo attivo e volontario, oltre che informato. Quindi l'utente non deve trovarsi di fronte a delle caselle già barrate, cioè dovrà effettuare la sua scelta in modo attivo, apponendo il segno di spunta autonomamente in corrispondenza della scelta effettuata. Quindi è normale per noi ormai trovarsi dinanzi a un banner che ci chiede il consenso all'uso dei cookie. La maggior parte di noi magari per toglierselo di torno acconsente immediatamente all'uso di tutti i cookie senza riflettere magari più di tanto. E tuttavia bisogna sapere che una spunta di accettazione, quindi senza riserve, quindi accetta tutti i cookie, farà sì che la nostra navigazione possa essere insomma disturbata dall'apertura di nuovi banner proporzionali, che quindi disturberanno comunque la nostra navigazione. Quindi magari sarebbe consigliabile soffermarsi qualche secondo in più, cliccare sull'altro tasto, quindi approfondisci o similari, e in questo modo scegliere autonomamente a quali cookie acconsentire. In questo modo possiamo in pratica escludere, diciamo, alcuni cookie e quindi evitare magari delle interruzioni alla navigazione determinate da questi banner.
Passiamo a un'altra questione, ad esempio quella legata alla gestione dell'indirizzo email di un ex dipendente. L'accesso del datore di lavoro all'email aziendale del dipendente è ritenuta lecita, però solo se questi ha informato preventivamente i propri dipendenti dell'esistenza di un controllo sulla corrispondenza aziendale, sulle modalità e quindi sulle motivazioni di questo controllo. Però che cosa ne è nel caso l'indirizzo email del dipendente non corrisponda più al dipendente, nel senso che il dipendente ha cessato di lavorare per quel datore di lavoro. La problematica è emersa appunto dal caso di un ex dipendente che si era accorto che nonostante egli non lavorasse più per il suo ex datore di lavoro, la sua email, che nello specifico era costituita proprio da nome e cognome, era ancora attiva. E quindi la condotta di un datore di lavoro che mantenga in essere la casella email di un dipendente cessato con reindirizzo automatico della corrispondenza che gli transita ad altro dipendente viola certamente il codice della privacy, perché appunto l'ex dipendente può in pratica, rispetto a questa situazione, pretendere la chiusura della sua ex email. Quindi il datore di lavoro dovrà quindi comunicare, per comportarsi diciamo correttamente, dovrà comunicare a tutti i terzi che con essa avevano uno scambio di corrispondenza, che questa casella è stata dismessa e che quindi l'attuale nuovo contatto a cui ricorrere è un altro, e indicarlo. Ma non potrà proseguire quindi ad utilizzare questo indirizzo email che rechi appunto nome e cognome anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente. Ci si chiede appunto, e ne abbiamo forse parlato un po' anche ieri, se sia lecito appunto pubblicare in internet o attraverso i social le fotografie scattate nell'ambito di luoghi privati. Quindi immaginiamo di trovarci ad una festa tra amici, alcuni di loro scattano foto di gruppo col cellulare e la domanda a questo punto che ci si dovrebbe fare è: posso pubblicare queste foto in internet o sui social come Facebook, Instagram, similari? La risposta è no. Il fatto che la persona ritratta nella foto sia consentente allo scatto non significa che lo sia anche alla pubblicazione su internet o sui social o su qualunque altro sistema di pubblicazione. Ed è quindi sempre necessario acquisire il consenso dell'interessato alla pubblicazione. Ed è altrettanto importante poter dar prova di questo consenso. È chiaro che è difficile pensare che io vada a farmi firmare un consenso scritto dai miei amici, quindi di norma la liberatoria scritta viene acquisita dai fotografi professionisti. Tuttavia sarà importante avere quantomeno dei testimoni o qualcuno che possa confermare l'acquisizione del consenso da parte mia, perché in mancanza potrei espormi a delle contestazioni. Ora, è chiaro appunto che se sono nell'ambito, diciamo, di amici potrebbe non succedermi niente, insomma, ecco, però dipende da quanto ampio è questo giro, quindi se ho degli amici di cui mi fido, insomma, è difficile, ormai è entrato nell'uso comune, fare foto, pubblicarle, eccetera, però magari alcune persone che cioè si rischia comunque di trovare magari qualcuno che contesta la cosa, ecco. Che cosa avviene appunto delle foto scattate in luogo pubblico? Questo è un caso appunto diverso, però se mi trovo ad un evento pubblico, una manifestazione o semplicemente a fare una passeggiata nella mia città e un fotografo scatta delle foto che includono anche me o altri passanti e poi pubblica queste foto, se le pubblica ad integrazione appunto di una notizia giornalistica in cui quindi l'evento, la manifestazione viene correlato diciamo alla fotografia, non potrò invocare la violazione della privacy, perché in questo caso la giustificazione viene data appunto al diritto di cronaca, che diviene quindi il fondamento giuridico che consente di effettuare appunto una pubblicazione lecita a prescindere dal consenso dell'interessato. Naturalmente anche qui non sempre questa correlazione c'è, quindi anche i fotografi professionisti talvolta in realtà forniscono delle foto alle testate giornalistiche che non hanno alcuna correlazione con l'evento e quindi con la manifestazione. Quindi mi sono capitati in pratica dei casi di clienti che si sono appunto ritenuti lesi
da pubblicazioni di quotidiani che avevano pubblicato la loro immagine senza che ce ne fossero i presupposti. È lecito che il datore di lavoro pubblichi fotografie dei propri dipendenti sulla pagina Facebook dell'azienda. È diventato anche questo molto frequente, quindi da parte delle aziende, procedere alla pubblicazione sulla propria pagina Facebook o su altri canali social di fotografie che ritraggono i dipendenti, magari in momenti di svago organizzati dall'azienda, comunque di foto di gruppo, magari per sottolineare l'armonia del personale, quindi fornire un'immagine dell'azienda rassicurante. Ci si chiede appunto se queste pubblicazioni siano lecite o meno. Allora, certamente si tratta di pubblicazioni che necessitano dell'acquisizione del consenso del diretto interessato, per cui il datore di lavoro dovrà prima fornire una corretta informativa, rendendo noto al dipendente che previo il suo consenso la sua immagine potrà essere riprodotta in foto o video caricati sulla pagina Facebook aziendale e contestualmente o successivamente acquisire il suo consenso scritto. Naturalmente può essere che il dipendente non acconsenta e questo è lecito quindi da parte sua, quindi il dipendente ovviamente che non ha dato il suo consenso a queste pubblicazioni non potrà figurare in foto di gruppo o altro all'interno del sito aziendale. Ed è lecito invece che il dipendente pubblichi sui suoi social, diciamo, immagini aziendali o di luoghi di lavoro privati? Certamente no, perché si tratta di violazioni della privacy. È chiaro che il datore di lavoro dovrà richiamare l'attenzione del dipendente, magari attraverso una circolare affissa all'albo dell'azienda, che è vietato caricare sul proprio profilo social o in internet foto afferenti agli ambienti di lavoro o informazioni aziendali riservate. Ciò perché queste foto sono da ritenersi scattate appunto in un luogo privato e potrebbero dar luogo alla violazione, oltre che della privacy, magari degli altri dipendenti, ma anche proprio della riservatezza rispetto alle scelte del datore di lavoro in ambito aziendale. Quindi questi comportamenti potrebbero risolversi in richieste risarcitorie da parte del datore di lavoro e nell'applicazione anche di sanzioni disciplinari. È lecito invece che il dipendente pubblichi foto di gruppo inclusive di colleghi ritratti all'interno dell'azienda solo con il consenso dei colleghi. Quindi in assenza del consenso avremo una violazione commessa in danno di colleghi di lavoro, di cui però sarà il dipendente a rispondere personalmente. Quindi l'azienda non potrà essere ritenuta responsabile di comportamenti individuali illeciti. È lecito pubblicare i voti appunto degli studenti. I voti appunto come dicevamo sono quelli dei compiti in classe, delle interrogazioni o gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Quindi le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette al principio della trasparenza e al regime della loro conoscibilità. È necessario però nel pubblicare appunto voti di scrutini ed esami che l'istituto eviti di fornire anche indirettamente informazioni sulle condizioni di salute degli studenti e quindi il riferimento appunto a prove differenziate sostenute dagli studenti portatori di handicap o ad esempio studenti che hanno appunto disturbi specifici dell'apprendimento non va inserito appunto nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente. Un'altra domanda che ci si pone è se la lezione svolta in DAD possa essere registrata dagli studenti. È un argomento appunto molto spinoso che ha interessato magari forse non adesso ma all'inizio quando si è fatto ricorso appunto alla didattica a distanza e quindi capire in pratica se le video lezioni possano essere appunto registrate e se ci sia una differenza in pratica tra la DAD, cioè la lezione proprio a distanza, e la videolezione che l'insegnante invece carica, diciamo, sul sistema. Quindi esistono certamente appunto dei programmi che consentono di registrare le video lezioni e poi rivederle in momenti successivi
a quello che può essere considerata quindi in diretta, in tempo reale, la lezione a distanza. Proprio per regolamentare questa possibilità, il Ministero dell'Istruzione ha pensato di fornire alcuni chiarimenti relativi alla possibilità di registrare delle lezioni che vengono svolte utilizzando la DAD. In tema si è espresso appunto anche il garante. In questo modo, cioè non è ammesso registrare video lezioni, la video lezione vera e propria, cioè quella in cui, secondo il Ministero, vengono manifestate le cosiddette dinamiche di classe. Quindi la lezione a distanza, quella con il docente che spiega, gli alunni collegati online che seguono la lezione da casa, non può essere registrata, perché come per la didattica in presenza, anche per quella a distanza, il punto principale è l'interazione tra gli insegnanti e gli alunni e quindi dal punto di vista pratico è come se io fossi in una classe fisicamente. Nell'ambito invece della didattica digitale integrata, il docente può mettere a disposizione degli strumenti, anche per il tramite delle piattaforme utilizzate a tali fini, materiale didattico consistente anche in proprie video lezioni su specifici argomenti, perché così gli alunni le possono consultare e quindi effettuare degli approfondimenti. È lecito invece che i negozi chiedano dati personali ai clienti che vogliono aderire ad un programma di fidelizzazione. È molto frequente ormai appunto sentirsi chiedere al momento del pagamento presso un esercizio commerciale se abbiamo la tessera, se abbiamo aderito a un programma di Fidelity Card che prevede l'acquisto appunto di punti in pratica per ogni acquisto effettuato e il riconoscimento di sconti o premi al raggiungimento di certi obiettivi. A quel punto, se si decide di ottenere la carta fedeltà, magari attirati da possibili sconti, il negoziante ci sottopone un modulo con il quale raccoglierà i nostri dati. Alcuni saranno obbligatori, altri facoltativi. Vige infatti per il titolare del trattamento l'obbligo di minimizzare i dati, ovvero chiedere solo quelli strettamente necessari. Bisognerà quindi sempre prestare molta attenzione a quello che ci viene chiesto, cercando di limitare la compilazione ai dati strettamente necessari, evitando quindi di fornire ad esempio il numero di cellulare, perché si rischia poi di essere soddisfatti di messaggi promozionali indesiderati, e quindi è sempre meglio lasciare come dato di contatto l'indirizzo email, perché risulterà più semplice eventualmente disiscriversi dal programma di fidelizzazione. È lecito che il nostro numero di telefono sia usato per effettuare sondaggi elettorali prima delle elezioni, per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda. I partiti, gli organismi politici, comitati, eccetera, e anche i singoli candidati possono usare senza consenso i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai comuni. Ed infatti, se notiamo, le nostre cassette della posta sono piene di materiale pubblicitario in concomitanza delle consultazioni elettorali. Possono essere usati anche altri elenchi e registri pubblici in materia di elettorato passivo ed attivo e altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici che risultano accessibili a chiunque. Si possono utilizzare senza previo consenso anche i dati degli aderenti a partiti e movimenti politici o soggetti che hanno con essi contatti regolari. È necessario invece acquisire il consenso informato per poter utilizzare i recapiti telefonici, quelli anche contenuti negli elenchi telefonici, e quindi per effettuare chiamate o invii ad esempio di SMS o email. L'obbligo di acquisizione del consenso vige anche per poter trattare i dati reperibili sul web, che ad esempio io posso ricavare ad esempio dai profili presenti sui social network o di messaggistica, oppure quelli ricavati da forum, da blog, oppure quelli raccolti automaticamente con appositi software, oppure le liste di abbonati di provider o ancora i dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, commerciale o associativa. Non sono invece utilizzabili i dati raccolti o usati per lo svolgimento di attività istituzionali come l'anagrafe, per esempio, della popolazione, oppure gli archivi di stato civile,
le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali, quindi non è che posso accedere ad esempio al sito, vado sul sito appunto Albo Avvocati Treviso o sul sito dei geometri, degli ingegneri, eccetera, io ricavo quindi dei recapiti ai quali poi mandare materiale pubblicitario. Questo non sarebbe consentito. Lo stesso vale per gli indirizzi di posta elettronica ricavabili dall'Indice Nazionale dei Domicili Digitali. Non sono utilizzabili i dati resi pubblici sulla base di atti normativi per finalità di pubblicità o di trasparenza, come ad esempio quelli riportati negli organigrammi degli uffici pubblici contenenti i recapiti telefonici e indirizzi email, perché anche lì, se ad esempio entro nel sito del comune o della regione, vedo appunto, posso entrare nella sezione contatti, mi vedo tutti i nomi e cognomi con l'indirizzo email, ovviamente potrei essere tentato, diciamo, di utilizzare quelli, non è consentito. Non si possono infine utilizzare i dati raccolti da titolari di cariche elettive o altri incarichi pubblici nell'esercizio del loro mandato elettivo o dell'attività istituzionale. Ci si chiede poi se sia lecito che il numero di telefono, il nostro numero di telefono, venga usato con finalità di marketing da aziende che appunto ci contattano telefonicamente. In teoria no, diciamo i cittadini che non desiderano appunto ricevere chiamate promozionali o commerciali possono tutelare la propria privacy ed esprimere quindi il diritto d'opposizione al telemarketing attraverso il registro pubblico delle opposizioni. Questo lo stabiliva un decreto appunto entrato in vigore nel 2018. Però ad anni di distanza dall'avvio di questo registro pubblico delle opposizioni, che tutela appunto la privacy dei numeri pubblicati negli elenchi telefonici, si sta cercando di estendere in realtà questa sorta di tutela in realtà a tutti i numeri di telefono, compresi anche quelli dei cellulari, che attualmente non sono raccolti in nessun elenco. Pertanto una volta che l'utente si iscriverà, diciamo, al nuovo registro, quello che verrà, diciamo, in pratica tutti i consensi prestati anche da prima verranno azzerati. Quindi verrà azzerato completamente l'elenco dei consensi fornito ai vari operatori. Quindi si ripartirà da una situazione in cui nessuno potrà chiamare per finalità di marketing, ad eccezione dei soggetti che naturalmente hanno raccolto correttamente il consenso nell'ambito quindi di un contratto attivo, comunque per la fornitura di beni, quindi potrò sempre autorizzare ovviamente al contatto, però quando, direi se questo registro appunto pubblico diverrà veramente operativo, appunto si arriverà a questo risultato. Quindi gli utenti, appunto, come già detto, avranno la facoltà di autorizzare comunque uno o più soggetti a inviare loro comunicazioni fornendo un consenso libero. Lo schema di regolamento attuativo, appunto, previsto dalla legge 5 del 2018 istitutiva del nuovo schermo, appunto, contro il telemarketing indesiderato, ha raccolto quindi nel luglio il parere favorevole del Consiglio di Stato e a gennaio anche quello delle commissioni parlamentari, quindi manca ancora un passaggio, diciamo, e poi dovrebbe essere quindi raccolto in un testo e firmato dal Presidente della Repubblica. Da quale età in poi i minori possono esprimere validamente il consenso al trattamento dei loro dati personali in relazione alla fruizione dei servizi della società dell'informazione? Ecco che il GDPR ha stabilito che per quanto riguarda l'offerta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento dei dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Questo stabiliva il GDPR. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Questo lo stabiliva, diciamo, il GDPR, però gli Stati membri
sono stati lasciati liberi di stabilire delle età, cioè di abbassare, diciamo, la soglia di età che era quella dei 16 anni. E il nostro paese, appunto, con il decreto legislativo 101 del 2018, ha previsto che il minore che ha compiuto i 14 anni possa in realtà esprimere il suo consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Ci sono anche paesi che hanno stabilito età ancora inferiori, cioè fino ai 13 anni, perché questo era il limite massimo, diciamo, al di sotto del quale non si può andare. Quindi il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore ai 14 anni è lecito solo a condizione che si sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale il consenso. Quindi, per esempio, l'adesione a social network da parte del minore può avvenire solo rispettando queste soglie d'età. Spetterà al titolare però compiere ogni ragionevole sforzo per verificare che l'utente abbia veramente raggiunto l'età del consenso digitale e quindi adottare delle misure idonee per stabilire se appunto l'iscritto, diciamo, rispecchia le caratteristiche d'età stabilite dalla normativa. Ed è proprio, diciamo, il momento della verifica dell'età che desta maggiori perplessità, cioè come poter fare, diciamo, controllare la veridicità di quello che viene dichiarato in fase di iscrizione, ad esempio, ad un social. Secondo il garante, chiedere l'acquisizione di un documento di identità sarebbe pericoloso, in quanto in questo modo si verrebbe a creare un database di milioni di persone, quindi anche bambini, i cui indirizzi sarebbero rilevabili quindi dal documento di identità. Per questo motivo, appunto, si sta valutando la possibilità di adottare un sistema di autenticazione basato sullo SPID. Quindi fornire, cioè, ai minorenni di identità digitale uno SPID permetterebbe quindi di assicurare che il loro accesso ai social avvenga in modo corretto, cioè rispettando il limite d'età previsto, che verrebbe cioè verificato a monte e quindi sarebbe implicito nel fatto che io mi iscrivo appunto tramite SPID perché sono già stato identificato. Questa soluzione ricalcherebbe il modello che è già in uso per il fascicolo sanitario elettronico. Quindi adesso i genitori o i tutori, ad esempio, hanno già il proprio fascicolo sanitario elettronico e possono crearne uno per i loro figli minorenni. Quindi non è possibile effettuare la registrazione online di minorenni, però il genitore può recarsi agli sportelli dedicati per registrare appunto i minori e associarli al proprio fascicolo sanitario elettronico. Trasponendo questa soluzione appunto all'altro ambito, quello dell'iscrizione ai social, si potrebbe far avvenire tutto online, quindi per rilasciare l'identità digitale ai minori sarà il genitore a fare richiesta, entrerà con il proprio SPID nell'identity provider, dichiarerà di essere padre e madre del minore di cui fornirà quindi data di nascita ed altri dati, quali anche il luogo di residenza. A quel punto il gestore consegnerà al genitore un insieme di credenziali con cui appunto il figlio potrà accedere al servizio tramite uno SPID anonimo. Quindi anonimo per chi lo riceve, ma con la garanzia dell'età del soggetto di chi si iscrive al servizio. Quindi al momento diciamo che l'iter burocratico che deve decidere in merito all'adozione di questa soluzione è ancora in corso e quindi non si sa quando e se diventerà operativo. Nel frattempo però si registra una maggiore attenzione da parte del garante a queste situazioni a partire da gravi fatti di cronaca, quali quello appunto di una bambina, ad esempio di 10 anni, di Palermo, morta a causa di una sfida, le cosiddette challenge, lanciata online su TikTok e quindi il garante ha assunto a seguito di questi fatti importanti provvedimenti. Nel caso appunto sopracitato, in particolare ha disposto nel febbraio appunto dell'anno scorso in realtà la limitazione provvisoria al trattamento dei dati personali sui quali non era possibile risalire all'età per il tempo necessario a compiere i controlli sulla sussistenza dei requisiti anagrafici.
Veniamo all'uso dei droni, cioè l'uso del drone viola o meno la privacy? Allora, i droni nascono come sistemi di videosorveglianza aerea di impiego professionale usati per effettuare telerilevamenti, monitoraggi ambientali o anche per coadiuvare operazioni di soccorso in cui sono coinvolte la protezione civile, le forze armate, eccetera. Si tratta quindi di aeromobili di piccole dimensioni, controllabili da remoto, mediante l'uso di un radiocomando dotato di display o connesso ad uno smartphone, che attraverso un segnale Bluetooth ne permette la connessione. In Italia la regolamentazione dell'uso dei droni è affidata all'ENAC, che è l'ente nazionale per l'aviazione civile. Questo perché appunto il drone è definito come mezzo aereo a pilotaggio remoto. Quindi l'ENAC distingue appunto tra droni per uso professionale e droni per uso ricreativo o sportivo. Cioè quelli che vengono considerati aeromobili non vengono considerati aeromobili perché non superano il peso comprensivo di batterie di 249 grammi. Quindi non sono soggetti al codice della navigazione. Sempre più spesso, infatti, i droni vengono però usati da ragazzi e adolescenti per attività ludiche di svago. Quindi i droni per uso professionale sono però soggetti a specifiche regolamentazioni, tra le quali il divieto dell'uso indiscriminato. Questo proprio perché ad essi si applicheranno le medesime normative che vigono in materia di volo, quindi come ad esempio l'obbligo di fornire il certificato di immatricolazione del dispositivo, di aeronavigabilità e quindi di licenza anche di pilota o operatore. Quindi lo scopo è chiaramente quello di evitare che i droni appunto professionali possano interferire con il traffico aereo o con le strumentazioni militari. I droni professionali rappresentano sicuramente un valido supporto per le forze dell'ordine perché attraverso di essi è possibile acquisire una documentazione visiva, puntuale e particolarmente dettagliata di un territorio, cosa che è di fondamentale importanza nell'analisi appunto dei rischi, così come nella pianificazione di misure preventive, ad esempio contro la criminalità. Sono molto in uso, ad esempio, presso la polizia penitenziaria, questi strumenti perché consentono appunto di sorvegliare efficacemente i perimetri delle carceri. In ogni caso il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto alle aziende produttrici di droni alcune regolamentazioni relative alla struttura di questi dispositivi. Ad esempio, ciascun drone deve essere concepito per raccogliere meno dati personali possibili, in modo da tutelare la privacy dei soggetti eventualmente ripresi. Quindi sia che il drone abbia un uso professionale o che viceversa abbia un uso ricreativo, il Garante prevede che questi dispositivi non debbano invadere la proprietà privata altrui, né riprendere e successivamente diffondere immagini che contengano dati personali, quali immagini di persone, targhe automobilistiche, indirizzi di abitazioni. Quindi nel caso in cui ciò avvenga si rischiano pesanti sanzioni penali. Quindi è consigliabile evitare di pubblicare immagini o filmati che ritraggano persone riconoscibili, perché sarebbe pressoché impossibile acquisire il loro consenso alla pubblicazione. Per cui è opportuno che i volti delle persone siano resi irriconoscibili, riprendendo le persone magari da lontano o sfocando i volti attraverso un software di fotoritocco. Per chi volesse appunto approfondire l'argomento, il Garante della protezione per i dati personali ha messo a disposizione degli utenti un vademecum circa l'utilizzo appunto dei droni a scopo ludico e ricreativo a questo indirizzo che vedete appunto www.garanteprivacy.it, scegliendo poi il tema appunto e si va nella sezione droni. Ecco, quindi io avrei concluso. E quindi se ci sono domande, possiamo, vediamo se riesco a... Ecco. Bene. Allora, grazie intanto per la presentazione. Direi come ieri, se volete alzare la mano per l'intervento, secondo appunto l'ordine con cui alzate la mano, vi
chiediamo di aprire il microfono. La prima è Sara che interviene, potete anche esporre oppure scrivere in chat come preferite. Prego Sara. Allora, avevo delle domande. Uno è riguardo a trasferimento dei dati ai paesi terzi. Cosa vuol dire esattamente? Nel senso che, tipo, se io col mio computer viaggio, se io lavoro online, viaggio in un paese terzo col No, mio computer, è un no, problema questo? no, non è questo. Il trasferimento in questo caso è inteso proprio se io, ad esempio, usufruisco di un servizio cloud che Mhm. affido a un soggetto Ah, terzo, ok, che ok. diventa quindi il mio responsabile, no, del trattamento, e questo soggetto terzo colloca i suoi server, mettiamo, non so, in Corea o comunque in un paese che non rientra nell'Unione Europea. Ma il punto è quello di capire a seconda del paese, perché poi varia da paese a paese, se ci sono quindi, se il paese è considerato sicuro, perché potrebbe essere anche un paese extra UE, però che ha concluso degli accordi bilaterali e che rendono la conservazione in quel paese sicura. Ma ad esempio, per darvi l'idea, attualmente anche gli Stati Uniti non sono considerati un paese sicuro perché è intervenuta una modifica legislativa che ha fatto decadere la convenzione bilaterale che li rendeva paese sicuro. Quindi attualmente, se noi ad esempio fruiamo di un sistema cloud che ha server negli Stati Uniti, per assurdo, nel senso che noi consideriamo gli Stati Uniti, insomma, un paese civile, diciamo un paese che tratta magari i dati in modo opportuno, invece non è così, quindi se noi ci appoggiassimo a sistemi di questo tipo, dovremmo comunicare nell'informativa ai nostri clienti, ai nostri interessati, che i loro dati vanno, diciamo, a finire in un paese appunto non, un paese extra UE, non dotato di misure di sicurezza adeguate e acquisire da loro comunque il consenso. Quindi se loro ce lo dessero non ci sarebbero comunque problemi. Io posso trasferire. L'importante è avere il consenso e quindi però, certo, è un po' difficile illustrare al cliente, dire al cliente dammi il consenso, comunque i tuoi dati andranno a finire in un paese non sicuro. Cioè, insomma, diciamo che il titolare del trattamento normalmente sceglie di collocare, di affidarsi, cioè a soggetti che collocano i loro server o in paesi sicuri o comunque all'interno dell'Unione Europea, così da non avere necessità di acquisire consensi rispetto a questi trasferimenti, ecco. Però Grazie. portarsi dietro il computer all'estero non significa trasferire i dati all'estero. In realtà mi sto portando dietro il mio computer, ma non sto trasferendo niente, insomma, diciamo. Quindi, Grazie. Poi riguardo alle graduatorie online che a volte rimangono lì per anni e anni, oppure cioè, nel caso mio, per esempio, la prima volta che ho preso il permesso di soggiorno in Italia, che era per motivi di studio, eccetera, è ancora sul sito di questura di quella città dopo 10 anni, diciamo, il addirittura. mio nome. Eh sì, poi quando ho rinnovato ogni volta no, ma la prima volta e queste cose fino a quando devono rimanere online, tipo le graduatorie per lavoro, per esami di Stato, per altre cose. Beh, effettivamente i concorsi, ad esempio, sicuramente anche, non so, quelli nella Polizia di Stato, eccetera, il sito, per dire, della Polizia di Stato è considerato proprio il luogo dove avviene la pubblicazione appunto del superamento dell'esame, quindi della graduatoria, e rimane lì. Effettivamente anch'io ho notato, perché ho avuto dei ricorsi di impugnative di questo genere, e ho visto che effettivamente mantengono le registrazioni, ma veramente indietro nel tempo, sì. E sicuramente lo mantengono, ad esempio, anche quando c'è ancora la possibilità di fare ricorso, perché io potrei essere nella condizione di dover notificare il mio ricorso contro, ad esempio, impugnando, non so, un risultato, diciamo, concorsuale di cui non sono soddisfatto,
dovendo però notificare a tutti i controinteressati, quindi a tutti sostanzialmente, almeno ad alcuni, non a tutti, ma a un certo numero, insomma, di controinteressati quel ricorso. Quindi lì capisco, diciamo, che la graduatoria venga mantenuta visibile, perché diversamente non potrei conoscere l'identità degli altri partecipanti al concorso. Ecco, quindi sicuramente finché i termini sono aperti, sì, la vedo una cosa giustificata, insomma. E anche perché quello è un voto, come abbiamo detto, sì, alla fine è considerato una cosa che si può appunto rendere nota e quindi pubblica. Non sapevo invece, appunto, è una sorpresa, diciamo, che addirittura chi invece ottiene un permesso di soggiorno entra quindi in una sorta di elenco che viene reso pubblico. Non sempre, solo quella volta in quella città. Poi mi sono spostata per motivi di lavoro o studio, non è più successo, ma È solo quella successo. volta di più di 10 anni, di 2011, 10-11, cioè tantissimi anni fa anche, è ancora lì. Questo sì, non trovo nessuna giustificazione a questa pubblicazione, sinceramente, perché non, cioè, la trovo una questione personale, nel senso il fatto di avere richiesto e ottenuto, diciamo, un permesso di soggiorno, quindi non, almeno a primo acchito non ci vedo una giustificazione legale in pratica. Quindi si potrebbe chiedere sì, di cancellare o quantomeno di sapere, ecco, la finalità di questa pubblicazione. Quindi, Perché vengono fuori altri dati personali come la data di residenza, data di nascita e altro, c'è tutto nell'elenco. è incredibile, comunque sicuramente si potrebbe chiedere all'ente, cos'è il comune o quello che è, la questura in questo caso mi pare di aver capito, sì, di sapere perché quelle informazioni sono lì pubblicate ed eventualmente non ci sia, come può essere, non ci sia una finalità degna di nota, si potrebbe chiedere la rimozione, insomma, ecco, sicuramente. Sì. Ultima domanda. Allora, qualche anno fa io avevo denunciato una persona per una causa, poi ho vinto la causa. Poi il mio avvocato mi aveva chiesto se può pubblicare per poter vincere, o non so per quali motivi, per diventare famoso, non so perché, mi aveva chiesto se può, tramite un giornalista, pubblicare la storia di quella cosa su un giornale. E io avevo detto di no, verbalmente. Avevo detto che non vorrei che niente riguardo a questa pratica venga pubblicato e davanti ad un altro avvocato che collaborava con lui. E poi un'altra volta ho chiamato allo studio telefonicamente, ho ripetuto, cioè, ho detto che non vorrei nessun dettaglio di questa cosa che venga pubblicata, sì sì. Dopo un po' invece lui l'ha pubblicato, non c'è mio nome, allora, io comunque ho vinto il caso, non è, però Sì, il mio nome non c'è, ma basta una veloce ricerca nel Google e capire. facile trovarmi, esatto, capire chi sono io e anche l'altra persona e tutta la... E ho parlato con un giornalista dello stesso del giornale per chiedere come posso togliere questa cosa. Il giornalista mi ha detto sarebbe meglio non parlarne tanto perché poi gli altri giornalisti diventano più curiosi e diventa peggio. Quindi la cosa è ancora lì e io per poter mantenere il mio rapporto, per finire le cose bene con il mio avvocato non ho detto niente a lui, ma vorrei toglierlo. Cosa posso fare in questo? Prendere un altro avvocato, denunciare il giornale, cosa posso fare? No, sicuramente, allora, intanto diciamo che normalmente la notizia viene, cioè la volontà di pubblicare una notizia non dovrebbe partire, diciamo, dal legale, ma dovrebbe partire dal giornalista che va in tribunale, siccome le udienze sono pubbliche, assiste a delle cause e magari ne tira fuori una di particolare interesse per la cittadinanza e ne fa un resoconto sul giornale, ok? Questo si fa e ok. Altre volte è vero che ci sono magari così delle forme di protagonismo che portano alla pubblicazione di notizie. I dati, vabbè, diciamo non ci sono, ecco, quello è l'unica cosa che rende la cosa anche possibile. Però chiaramente non si può mantenere una notizia in eterno in internet al di là del fatto che sia lecita o meno, diciamo, perché potrebbe essere anche una notizia
che rivestiva a quell'epoca tutti i crismi, diciamo, della pubblicazione lecita, ma che poi a distanza di tempo, insomma, è giusto che sparisca, il cosiddetto diritto all'oblio di cui abbiamo parlato ieri. Quindi si potrebbe comunque scrivere, diciamo, alla testata giornalistica evidenziando che quell'articolo risale a, non lo so, 10 anni fa, e che quindi non ha nessuna valenza informativa, ormai la cronaca non ha più ragione di essere, e chiedere appunto la cancellazione quantomeno dal web. Sì, dopo, questa è una possibilità, insomma, sì, che si fa, insomma, voglio dire, perché se no magari anche le testate non aggiornano comunque le loro, cioè proprio le banche dati legate alle pubblicazioni del passato. Non ne hanno più, cioè non hanno un sistema di monitoraggio, quindi non si occupano di cancellare le cose vecchie. E quindi magari richiamando però l'attenzione, magari sì, la testata si attiva, insomma, per cancellare. Però per farlo devo scrivere col mio mail o comunque il mio vero nome e cognome, come diceva l'altro giornalista, i giornalisti potrebbero diventare più curiosi, o no? È chiaro che magari dopo, magari, sì, non lo so, effettivamente si richiama un po' l'attenzione su una cosa magari che verrebbe fuori solo facendo, non so, una ricerca in internet o qualcosa, sì, è più difficile, insomma, che venga fuori se la si lascia latente, diciamo, effettivamente. Va bene, grazie mille. Di nulla. Allora, grazie Sara per gli spunti. Abbiamo da parte di Paola un'altra questione che viene sollevata, che è delicata, che è quella delle telecamere poste su proprietà privata, ma puntate sui confini e quindi anche sulla strada. Com'è corretta la regolamentazione? E poi Paola aggiunge: il proprio comune di residenza può installare telecamere all'inizio e alla fine di una strada di accesso a un'area circoscritta di 3 vie? Il cittadino o i cittadini residenti in quell'area come possono richiederlo? Ecco, se Paola ha piacere di esplicare, magari, non so, perché c'è un esempio, un caso, questo quesito, eventualmente può aprire il microfono. Non so se Laura, cosa dici? La domanda Sì, ti se è vuole, io ho capito che sono due domande sostanzialmente, nel senso che la telecamera, cioè che prende luoghi, cioè la telecamera privata che puntata in un certo modo prende dentro, diciamo, anche lo spazio pubblico, ad esempio il marciapiede. Allora, sicuramente se si tratta ad esempio della telecamera, non so, di una casa singola o di un condominio, quella è una telecamera privata, no? Quindi quella deve esclusivamente inquadrare l'accesso privato del condominio o dell'abitazione, perché qual è il suo scopo? In teoria dovrebbe essere tutelare appunto il condominio o comunque il proprietario contro, non lo so, furti o comunque attività illecite che lui, insomma, vorrebbe prevenire. Ecco, quindi sicuramente rispetto a quello, naturalmente lui dovrà comunque mettere un avviso, cioè dire quest'area è videosorvegliata, però naturalmente si riferisce allo spazio suo, quindi semmai mettiamo l'unico che potrebbe entrare nell'inquadratura, non so, il postino che suona il campanello, entra chiaramente nell'area videosorvegliata, è giusto che lui sappia, qui c'è una telecamera, no? E vabbè, lo deve sapere per conoscenza, sì, per saperlo, insomma, voglio dire. Se invece mi pare di aver capito bene, la seconda è quella relativa, cioè cioè se dei privati possono far collocare al comune delle telecamere per ragioni di sicurezza. Questo non so se ho capito bene. Sì, È così? sì, la motivazione è quella, vedendo che il comune di residenza ha già posto su rotonde, su una strada statale, diciamo, un po' più importante, già delle telecamere ad inizio e fine paese, essendoci stati dei furti in varie abitazioni vicino anche a casa mia e anche a noi personalmente, essendo sono solo 3 vie di accesso praticamente al nostro gruppo di case, se il comune, se io devo fare una raccolta firme, per esempio con tutti i miei vicini, e poi presentare la richiesta al comune,
oppure se il comune autonomamente, su semplice anche richiesta verbale, può disporre con una delibera di giunta e decidere autonomamente di farlo, insomma. Allora, diciamo che le telecamere che si vedono, ad esempio, lungo le strade principali, le rotonde, eccetera, hanno la finalità di controllare in pratica eventuali incidenti legati al traffico, quindi legati alla circolazione di veicoli. Sicuramente poi vengono utilizzati anche per altri, cioè nel senso già sono lì, quindi comunque li hanno collocati, certo sulla base normalmente di una valutazione del prefetto che ritiene quella strada per l'affluenza, per tutta una serie di criteri, diciamo, sulla base dei quali è stata motivata questa scelta, di controllare quella strada. E quindi è in pratica in quel caso il prefetto, dico, quindi è la prefettura, cioè una competenza della provincia in sostanza, ecco. Se invece fosse il comune, comunque voglio dire, ha la possibilità certo di collocare delle telecamere in punti che devono essere però pubblici, perché appunto ci sono stati episodi, non so, di delinquenza. Quindi ad esempio, non so, è usuale che il comune nei parchi pubblici, ad esempio, collochi delle telecamere. Quello sì, è frequente. Ora dipende se la vostra via è una via privata o una via pubblica. Si potrebbe però cercare sì, di sensibilizzare il comune rispetto alla commissione appunto di reati, di furti, eccetera, e quindi sollecitarlo a prendere come iniziativa quello di collocare una telecamera, certo, che controlla la zona. Certo, sempre che la strada, ripeto, sia pubblica, perché se invece fosse una via interna, ad esempio privata, e allora lì il comune non c'entrerebbe niente, diciamo, e bisognerebbe acquisire il consenso dei diretti interessati, quindi dei privati, alla collocazione di questa telecamera. No, sono 3 vie pubbliche. 3 vie pubbliche. Strade pubbliche sono. Quindi bisogna anche vedere, allora, bisogna anche vedere appunto per il comune giustificare un provvedimento di questo tipo. Sarebbe possibile se ci sono veramente, se c'è il ripetersi di fatti di delinquenza, ecco. Quindi è importante più che altro questo, penso. Al di là negli ultimi 2 anni, ma precedentemente nell'arco di 3 anni sono stati 7-8 volte dei furti in case diverse, insomma. Case diverse. Adesso in questi ultimi 2 anni no, anche perché la gente è sempre stata in casa. A questo punto si è messa un allarme, qualcosa per conto suo magari. Sì, insomma, voglio dire, io anche nel nostro comune, voglio dire a Conegliano, comunque ci sono diversi punti in cui ci sono telecamere. È chiaro che vengono sempre messe su strade molto frequentate, appunto, o anche in prossimità, ad esempio, di chiaramente luoghi istituzionali, quindi vicino al comune, vicino alla stazione, vicino a, sì, a punti sensibili, ovviamente in tutte, fuori dai carabinieri, fuori dalla stazione della polizia, insomma, anche i supermercati, ad esempio, controllano le loro aree, ma naturalmente puntano, diciamo, all'interno del loro cortile, insomma, ecco, quindi sì. Però, insomma, voglio dire, si potrebbe tentare, poi dipende un po' dalla sensibilità del comune, quindi se il comune sì, non è tanto, cioè cerca magari di liquidare la cosa dicendo sono fatti privati, noi non c'entriamo, ecco, generalmente. Ma se invece ha una sensibilità potrebbe giustificare comunque la collocazione, perché se la Quindi il strada... comune può decidere autonomamente di farlo. Sì, sì, Okay. sì, perché in quel caso là sì, perché ripeto, tutte le telecamere normalmente sono, cioè lo scopo è quello di avere una chiara, di poter ricostruire più che altro gli incidenti, quindi cosa avviene lungo la strada per la circolazione, quindi Sì, sì. quello sarebbe lo scopo primario, insomma. Va bene. Io avevo messo anche un'altra domanda che non è un altro argomento.
e se posso... Dica pure, certo. Sì, non l'avevo letta perché appunto era un altro argomento. Sarebbe seguita subito, prego, prego Paola. Vuoi che la leggo io o la leggi tu? Ma è lo stesso, se vuoi anche chiedere, insomma. Allora, io avevo scritto questa cosa. Per quanto riguarda i contatti via email o WhatsApp da parte di possibili futuri clienti, quindi vedono il mio contatto e mi contattano volontariamente, e successivamente la comunicazione volontaria dei loro dati ai fini di invio di immagini del prodotto da vendere. Quindi mi contattano, ci si parla, ci si scambia messaggi, mi dicono ma mandami una foto, proponimi qualcosa, eccetera. Come mi devo comportare nel momento che inizio ad inviare loro proposte d'acquisto? Oppure, e quindi chiedo, devo far firmare il consenso in ogni caso, anche se non viene effettuata la vendita? Allora, diciamo che qui, quindi in realtà il primo a chiedere inviami la foto del prodotto sembrerebbe essere il cliente, cioè l'iniziativa quasi quasi parte dal cliente. Quindi se fosse così, allora in quel caso il cliente in pratica con il primo messaggio, no? Quindi lascia una traccia e fa capire che l'intenzione di avere la foto o l'informazione commerciale l'ha voluta, quindi la implicitamente, se vogliamo, autorizzata. E quindi io poi di conseguenza rispondo e quindi invio l'immagine o l'offerta. Ecco, mi sembrerebbe anche quindi diciamo implicito, perché l'informativa ha la finalità, cioè di informare, cioè l'iniziativa parte da me, no? Quindi sono io che chiedo in pratica il consenso a mandare di mia iniziativa la proposta. Se invece è il cliente che mi richiede delle informazioni aggiuntive o comunque sì, vuole avere la foto o qualcosa, sì, sembrerebbe che la cosa sia in realtà partita da lui. Chiaro che non si sbaglia mai, diciamo, a mandare un'informativa, potrebbe essere anche semplicemente appunto anche via WhatsApp un'informativa alla quale accedere tramite link, per dire, ecco. Quindi è valido il mezzo di WhatsApp per... È sempre un mezzo di comunicazione, sì, quindi alla fine comunque l'informativa non ha una forma proprio, cioè l'importante è che sia chiaro e che il consenso c'è. È ovvio che se il cliente ad aver avuto l'iniziativa, il consenso è proprio evidente e lei lo può dimostrare tenendo traccia di questi messaggi, quindi facendo vedere che è stato lui a richiedere il contatto, insomma, e di avere informazioni di tipo commerciale, ecco. Va bene. Yeah. Ok, grazie. Niente. Bene, grazie Paola. Abbiamo un'altra domanda da parte di Pierluigi che chiede: buonasera, volevo chiedere al gentile avvocato se anch'io con l'attività di agente immobiliare, con un ufficio come sede dove esercito, senza dipendenti, devo tenere il registro dei trattamenti, perché nessuno ce ne ha mai parlato, grazie mille. Allora, sì, sostanzialmente il registro dei trattamenti, allora, abbiamo detto che sicuramente appunto in realtà è chiunque in pratica tratta dati a livello informatico, quindi se lui, presumo, tratti i dati effettivamente con questa modalità, il registro andrebbe tenuto. Ma è chiaro che uno non si deve immaginare chissà che cosa, diciamo il registro può essere anche informatico, quindi è una sorta anche di file in cui io illustro in pratica l'attività che faccio, quindi per essere in regola non ci vuole tanto, ecco, non è un impegno tanto gravoso, anche perché non è niente che implica, non so, delle conoscenze informatiche particolari, ecco, quindi è solo un po' una scocciatura, nel senso certo che se uno ha tanti clienti, eccetera, però li dovrebbe comunque raggruppare, insomma, un po' per tipologia, e quindi ci sono anche vari schemi, insomma, per capire come farsi in sostanza un registro dei trattamenti, ecco. Però certo chiunque in sostanza tratti i dati alla fin fine
viene fuori deve per forza trattarli e quindi inserirli nel registro, che poi può essere anche uno strumento proprio per dar prova certe volte di alcune misure, non so, di sicurezza che si sono adottate e quindi anche per semplificarsi la vita certe volte, ecco. Grazie. Niente. Bene, grazie. Abbiamo Raffaella che chiede, ho una domanda, se ho capito bene, una PMI deve tenere il registro dei trattamenti nel caso in cui faccia delle campagne finalizzate alla profilazione, targetizzazione e o raccolta di nominativi. Se la stessa PMI commissiona ad un'agenzia esterna questa stessa attività, a chi compete la tenuta del registro? Il registro è un obbligo che esiste appunto in contemporanea, in sostanza, sia per il titolare che per il responsabile. Per cui se io esternalizzo, chiaramente avrò un responsabile e questo responsabile dovrà munirsi del registro, però a quel punto sarà un problema suo, diciamo. Chiaro che però io rimango comunque il titolare, quindi anch'io dovrò avere il mio registro. Però diciamo il mio registro alla fine sarà più scarno, diciamo, sarà invece più importante quello del responsabile perché è lui che concretamente farà un certo tipo di trattamento. Alla fine io dirò il trattamento di questi dati me lo fa il tal soggetto e quindi se vogliamo rovescio su di lui la gran parte dell'adempimento, non la responsabilità perché quella me la tengo, nel senso che io rimango sempre il titolare però chiaramente ho un responsabile, quindi una gran parte dell'attività e anche degli adempimenti li farà anche lui, insomma, ecco. E la profilazione sì, cioè se l'attività fa profilazione raccogliendo dati quindi e formandosi una banca dati dalla quale poi ricava appunto i profili, sì, deve munirsi del registro sicuramente. Ottimo, grazie. Allora, avevamo ancora due mani alzate. Una è Patrizia nell'ordine e poi c'era Sara. Vi chiedo di essere sintetiche cortesemente perché mancano 7 minuti, così riusciamo a rispondere a entrambe. Naturalmente anticipo già che appunto questo non è l'ultimo appuntamento di Digitiamo, abbiamo un programma, vi ho messo un link con i prossimi appuntamenti dove potete andare a vedere attraverso la pagina di Eventbrite. E poi se avete delle richieste specifiche potete scriverci, come sapete e come ho già appunto più volte ricordato, il Comune ha allestito uno spazio che è uno spazio di coworking dove è possibile anche creare dei momenti di confronto one to one, quindi che avesse piacere insomma ci scrive, ci chiede. Sempre attraverso Eventbrite è possibile individuare le date in cui il coworking è aperto e disponibile e potete eventualmente proprio inoltrare la vostra prenotazione. Quindi chiusa questa parentesi, do la parola prima a Patrizia e poi a Sara per le ultime domande e ringrazio ancora tutti voi per la partecipazione e l'avvocato Zammataro per la sua competenza che ci ha portato. Bene, Patrizia. Io volevo fare questa, diciamo, segnalare questa cosa che è successa. Google, quando fa la mappatura di alcune vie, che adesso ovviamente col satellitare fa quelle dal vivo, no? Nel senso la strada, la casa, così come. È capitato che una persona di mia conoscenza che era sull'ingresso della sua porta è stata visualizzata, quindi abbinata all'ingresso di quella porta lì. Siccome queste cose avvengono, come abbiamo parlato del drone, io non lo so con quale sistema, se è il drone, se è una macchina passante, non lo so, però voglio dire anche quel caso lì, cioè nessun avviso, nessuna richiesta, approvazione. In realtà avrebbe dovuto essere quantomeno sfocata e irriconoscibile, ecco. Dopo se magari... No, invece è riconoscibile benissimo. invece se è riconoscibile siamo fuori dalla liceità, diciamo, del trattamento, perché proprio questi sistemi qua, cioè io non posso acquisire il consenso cioè del mondo, no? Quindi evidentemente devo fare in modo di non acquisire quei dati, quindi in quel caso l'immagine di una persona riconoscibile. Addirittura adesso Google in realtà aveva adottato un sistema, ad esempio, per sfocare le targhe delle automobili, quello sono sicura che lo fa, quindi sì.
e quindi di conseguenza dovrebbe fare anche quello delle persone, cioè quantomeno cancellare sostanzialmente il volto, ecco, perché sennò allora sì, è un illecito in pratica, trattamento, quello sì. Ma forse gli sarà sfuggito perché solitamente sono sempre sfocate, quindi Vero. magari basta segnalarglielo probabilmente. Esatto, quindi bisognerebbe segnalare e dire che io Esatto. voglio essere abbinato a quell'immobile, insomma. Perfetto, Ok. grazie Patrizia. Un'altra cosa volevo fare velocissimamente. Io oggi velocissima. sono stata in ospedale e mi hanno fatto firmare un nuovo trattamento dei dati per una visita prima di farla, che è probabilmente quello del registro elettronico dei dati, non abbiamo detto, sanitari, giusto? Sì, può darsi. E però qui c'è una riga importante sottolineata in nero, quindi penso che sia attuale, quindi per l'attività di ricerca scientifico in campo medico, biomedico ed epidemiologico, che è una cosa che non ho mai visto, in forma anonima. Quindi questo siamo sicuri che è anonima, ma solo ai fini statistici. Esatto, cioè il suo nome non risulterà da nessuna parte, cioè lei risulta come soggetto che ha fatto un certo tipo di visita e quindi l'esito, non so, e tutto quello che riguarda, però non il suo nome e cognome, ecco. Ok, non riconducibile alla persona. Va bene, grazie, salve. Di nulla. Ottimo, abbiamo Sara. Sì, allora chi tratta i dati? Allora, dopo deve fare tramite un mezzo informatico oppure anche cartaceo? Non è importante questo? No, il trattamento può essere sia cartaceo che informatico ed è nell'informativa che devo anche dire come lo faccio effettivamente. Normalmente nell'informativa si troverà sempre scritto che il trattamento avviene sia in formato telematico che cartaceo, perché può capitare che magari io gestisco anche tutto in forma informatica, però quella volta che mi serve usare la carta, cioè lo devo poter fare, no? Quindi quantomeno mi lascio aperta la strada anche per quella forma di trattamento. Comunque sono libero di farla sia cartacea che informatica. Sì. Grazie. Poi fino a che punto possono chiederti i dati? Tipo se io mi iscrivo ad un corso di yoga, perché deve interessare a chi mi registra i dati, dove abito, la residenza, queste cose? Cioè, fino a che punto possono chiedere queste domande? Perché a me è capitato, tipo a me è capitato di non voler compilare, anche perché la Guardia di Finanza mi ha detto che puoi anche non compilare alcuni parti dei moduli, invece le persone mi hanno detto che no, altrimenti non puoi, non ti possiamo offrire c'è l'assicurazione in quei casi che chiede l'indirizzo. Nell'attività sportiva c'è l'assicurazione, ma in alcuni casi veramente non... Cioè, perché fino a che punto? Tipo, se io vado dal dentista, perché deve sapere il mio indirizzo? Beh, allora, anche lì sono appunto cioè l'adempimento di certi obblighi da parte del titolare implica anche l'identificazione della persona con questi dati, che sono anche l'indirizzo, il codice fiscale, eccetera, eccetera. E quindi in quel caso là, sì, effettivamente anch'io, non so, come legale, cioè io devo poter sapere, anche perché poi è una questione anche di reperibilità della persona. Quindi ci sono anche degli interessi di individuazione del soggetto, quindi se ad esempio, non so, un soggetto, va bene, io so il suo nome e cognome, ma non so dove abito, non so dove abita, non so tante cose, come lo individuo nel caso non mi paghi, ad esempio? Cioè, Ma il mio codice fiscale nel comune registrato è facile, no? In 2 ore, ecco, solamente un avvocato lo può fare. Se io non voglio pagare, anche se mi mandi una cosa a casa, non pago, posso cambiare l'indirizzo e tu non sai. Cioè, ci sono altre possibilità. Il codice fiscale non mi basta, perché con quello non individuo, diciamo, il luogo di residenza, che poi tra l'altro può cambiare, no? Mentre il mio codice fiscale rimane inalterato, diciamo. Quindi ci sono dei casi in cui effettivamente l'indirizzo è uno di quei dati minimi che effettivamente bisogna chiedere, anche perché appunto poi ci sono adempimenti con eventualmente appunto assicurazioni o altre cose che effettivamente vanno inserite. Però è chiaro che uno deve sapere questi dati perché servono. Quindi nell'informativa sicuramente bisognerà che il titolare specifichi perché questi dati vengono richiesti. Quindi lo si trova là, diciamo, la risposta. E allora la finalità mi spiega tante cose, insomma, ecco, quindi guardando quella...
dovrei capire perché mi vengono richiesti, insomma. Di solito però non ti dicono, tipo in un corso di danza, perché serve il mio indirizzo, non ti dicono perché, ma vogliono che tu... In un corso di danza, appunto, a parte l'assicurazione e il pagamento, comunque sicuramente, quindi che è un interesse del titolare, altre finalità non vedo. Quindi è una questione anche, sì, questa semplicemente di contatto per l'adempimento di obblighi di natura appunto assicurativa o altro non credo, perché chiaramente non credo che sia utile. Bene. Bene, direi che abbiamo superato le ore 20 e quindi siamo giunti alla conclusione anche di questo webinar. E se avete altri quesiti mandateceli anche via mail, che facciamo in modo di come dire, creare un'opportunità di risposta o di incontro. Ancora grazie a tutti per la partecipazione e buona serata e a presto allora, ok? Grazie Laura. E grazie per la partecipazione. Grazie mille. Arrivederci. Grazie anche a voi. Ciao. Buona serata. Grazie Grazie, buona serata. a tutti. Arrivederci a tutti a voi. Ricordatevi le slide che a me non arrivate mai nelle prime né nelle seconde, cioè nel primo corso non mi sono ancora arrivate. Ho già scritto l'indirizzo che mi hai detto, Caterina. Certo, va bene. Grazie. Di nuovo, arrivederci. Ok, se mi fai avere poi il materiale ti ringrazio. Intanto